Questa mostra è il naturale complemento di quella tenuta già 2 anni fa, che riguardava solo vetri francesi, esclusivamente francesi dei periodi Liberty e Déco. Anche questa mostra riguarda vetri e vasi, soprattutto Liberty e Déco, però abbraccia un orizzonte più ampio. Non sono solo francesi, ci sono anche quelli, ma sono anche di altre nazionalità europee sempre. C'è un vasto gruppo di boemi, Boemia del Nord, Boemia del Sud, ci sono vetri della Slesia, ci sono del Belgio, ce ne sono di varie nazioni, della Germania in senso lato, divisi in molti stati. Abbiamo circa 120 vasi, più o meno, per 53 autori diversi. È questo che caratterizza e diversifica la mostra rispetto ad altre esposizioni che hanno un numero sempre più limitato e che riguardano sempre gli autori maggiormente conosciuti. Il focus di questa mostra è incentrata sulla ricerca degli autori che sono sconosciuti o semisconosciuti al grande pubblico, che però hanno prodotto delle opere notevoli, di notevole spessore, di un calibro molto sostanzioso e che hanno dato un contributo notevole allo sviluppo dell'Art Déco dopo e dell'Art Nouveau prima. Qui parliamo di un periodo abbastanza ampio che va dal pre-Liberty del 1875 fino al 1940, quindi con la Prima Guerra Mondiale più o meno, se vogliamo dare un riferimento temporale, il Liberty si esaurisce e si trasforma pian piano in Déco. Quando ci sono dei conflitti si produce qualcosa che andrebbe anche esplorato a livello psicologico, per cui i gusti della gente variano e c'è voglia di novità, c'è voglia di cambiamento. Noi riprendiamo una tradizione che si ripete ormai da parecchi anni di esporre delle collezioni private di oggetti curiosi, importanti, ma soprattutto sconosciuti. Abbiamo cominciato con i presepi, che erano proprio in tema col clima natalizio, presepi di collezioni private, presepi da tutto il mondo, e poi siamo andati ad esplorare altri settori. Un paio di anni fa abbiamo fatto, grazie a questa conoscenza comune, il nostro socio, che è Flavio Cilanic, che è un esperto di vetri, e aveva organizzato una mostra solo sui vetri francesi, ma adesso abbiamo esplorato tutta l'Europa, per cui l'arte del vetro, che in Italia ha un centro straordinario, produttivo, secolare come Murano, e poi si allarga a tutto il nord Europa, per cui questa volta, oltre a qualche esemplare francese molto bello, vengono esposti vasi boemi, vasi del Belgio, vasi dell'Olanda, vasi inglesi, quindi offriamo un panorama europeo sempre attingendo da queste collezioni private, per cui i collezionisti sono un mondo sommerso, nascosto, ma molto pulsante.